C'è qualcuno che ti chiama ancora Agostino? Sì. Chi, per esempio? Sono quelli là che praticamente vogliono farti sapere che loro ti conoscono profondamente. Perché quando io mi sento chiamare Agostino, allora io questo è uno del mio paese. Ma sono appunto persone di Melito, sono appassionati? Sono persone, molte sono persone del mio paese. Però gli altri, ascoltando questa Agostina, è finito che poi qualcuno gli manda pure qualche messaggio che dice: ciao Agostino, come stai? Grande Mario Tre, sai come si fa sempre? Un misto tra i due nomi. Esatto. In casa ti chiamano? Mario. Tutti. Come infatti mia figlia, il nome di suo fratello l'ha chiamata Mario, non l'ha chiamata Agostino. Perché in effetti, insomma, io sono Mario, capisci? Questo Mario che è uscito, che a me piaceva Mario perché, ma non sapevo che era un nome romano. E non sapevo nemmeno che ci fosse la fontana di Trevi, attenzione. E perché Mario ti piaceva? Ma a me mi piaceva Mario perché, non lo so, è pieno, vedi, Mario, non è come Enzo, Arturo, Vincenzo, Mario, questo Mario. Anche se tu non vuoi fare il grande, lo vuoi dire per esempio sottovoce, Mario, vedi, salta sempre fuori. Si impone, capite? Mario. Così. Mi è piaciuto sempre. E questo Trevi, io non pensavo che fosse la fontana di Trevi. È uscito, come ha detto pure mio nipote, che andando a Napoli, sempre nella casa discografica Royal, che cosa è successo? Che io a un certo momento dovevo andare alla galleria e prendere il pullman dal Corso Umberto fino alla galleria. E questo pullman si fermò proprio, insomma, al semaforo, e che di fronte c'era un negozio che si chiamava Calzaturificio Trevi. Tu l'hai... Io me lo ricordo, te lo ricordi? città grande Trevi, Calzaturificio Trevi. Wow. Io appena letto questo Trevi, Mario Trevi, ma com'è bello questo Mario Trevi. Scendo dal pullman e ritorno indietro. Pensi che la casa discografica, la RCA, doveva stampare il disco. Di che disco parliamo? Sicila Sam, il mio primo disco questo sarebbe qua. quello là, che praticamente Quello là? questo qua, Ok. che doveva mettere il 9, canta, però non si sapeva ancora come, aspetta un momento, avevamo 12 comunque arrivammo al dunque, chiamammo a Roma, guarda che si chiama Mario Tre, ma che bello questo 9, che bello questo, è funzionato tutto qui e mi ha portato fortuna per la verità di lui. Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è vale, come sei su è Napoli, capito? Indifferentemente credibile, è lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana. Che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi. Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie.